Il re Salomon ha regnato per ore di tutto Israele. E ve che caierin i suoi grandi restanti. Azaria, figlio di Zadok, agli era predi. Elicofer e Achie, figli di Sise, scritturisti. Josafat, figlio di Achilud, archivista. Benaia, figlio di Joiada, sorrestante de Schiris. Zadok e Ebiatar, predis. Azaria, figlio di Nathan, sorrestante dai prefetti. Zabud, figlio di Nathan, amico del re. Achisar, sorrestante dal palazzo. Adoniran, figlio di Abde, sovrintendente dei lavori sforciati. Salomon aveva 12 prefetti su tutto Israele, che provvedevano per re e per sottiase. Ognuno toglieva un mese ad anno di provvedi tutto che coventava. Veli loro nomi. Figli di Cur sugli monti di Efraim, figli di Decher, a Maccas, a Zalbin, a Bet Semes, a Yalon, fin a Bet Canaan. Figli di Cheset, a Arubot, aveva anche Socco e tutta la terra di Kefer. Figli di Abinadab, aveva tutta la queste di Dor. La sua femmina era Tafat, figlia di Salomon. Baane, figlio di Achilud, aveva Tanak, Megiddo, fin tremai di là di Jachemean, e tut Beisan di Sot, di Israele, di Beisan fin ta Abel, Mecol, Calè de bande di Zartan. Figlio di Geber, a Ramot di Galaad, aveva i borghi di Jair, figlio di Manasse, che sono in Galaad. Il distretto di Argob in Basan, 60 grandi città con tanti muri e di clostri di bronzo. Achinadab, figlio di Ido, a Macanaim. Achimaz in Neftali, anche lui aveva tolto una figlia di Salomon, Bosmat. Baane, figlio di Cusai, in Aser e in Zabulon. Josafat, figlio di Paweach, in Issachar. Simei, figlio di Ele, in Beniamin. Geber, figlio di Uri, de terra di Gad, che prima era la terra di Sicon, re dagli Amoreos, e di Og, re di Basan. In più, egli era un prefetto dal territorio di Giude. Giude e Israele si erano slargiati, andera tanto che stavano ad or dal mar, a mangiavin e a bevevin e a vivevin contentons.